Dopo tantissimi anni una tartaruga, caretta caretta, ha scelto nuovamente Palma di Montechiaro per nidificare. In particolare ha scelto la spiaggia di Malerba, una delle più belle del litorale palmese, frequentata da tantissimi amanti del mare, pulita giornalmente da Palma Ambiente, guidata da Mario Stagno. Ed è proprio questo che ha fatto la differenza, visto che le testuggini per nidificare scelgono i fondali e le spiagge più pulite. È subito stata festa, sono intervenuti i volontari del WWF, la sezione delicata che ha provveduto a isolare l'area. Nell'apprendere questa splendida notizia, dice il sindaco di Palma di Montechiaro Castellino, voglio ringraziare i cittadini che hanno segnalato la presenza del nido e il WWF di Licata che prontamente è intervenuto per mettere l'area della nidificazione in sicurezza. Personalmente al WWF sono molto legato, continua il sindaco, visto che da giovanissimo ho prestato servizio in questa associazione grazie al compianto Francesco Galia, al quale voglio dedicare questa meravigliosa notizia. Si è sempre battuto a difesa della natura, del nostro territorio, della fauna e della flora. La spiaggia di Malerba è una sorta di paradiso terrestre, anche se permane qualche problema sulla viabilità, malgrado gli sforzi effettuati. Tanti anni fa avevamo registrato già una nidificazione della tartaruga ciotta, adesso questo ritorno ci rende orgogliosi, continua il sindaco Castellino. Spero che questa nidificazione sia la prima di una lunga serie. Chiedo a tutti gli avventori della spiaggia di Malerba di fare molta attenzione, di tenere i giusti comportamenti per tutelare il nido fino a quando non avverrà la schiusa.